Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli! L'Inter batte la Lazio 6-0. Al termine della partita di Roma, Simone Inzaghi ha commentato a DAZN la prestazione dei suoi giocatori. Soddisfazione? Soprattutto per aver battuto una squadra in ottima forma. Nei primi 20 minuti abbiamo tenuto bene le distanze. Poi, Inzaghi ha dichiarato: nel secondo tempo è diventato tutto più facile grazie a questi ragazzi che mi hanno dato tanto impegno per 3 anni e mezzo. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Siamo più forti? Lo dirà il campo. I ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita. Adesso abbiamo una partita da cui recuperare. Sarà tutto complicato, ma noi cercheremo di impegnarci sempre, sperando che arrivino altre squadre che hanno fatto ottimi progressi, compresa la Lazio. Le sue parole nella parte finale dell'intervista: dopo il gol contro il Parma ero arrabbiato perché non lo meritavamo. Poi dobbiamo fare un applauso a questi ragazzi perché è un mese che giochiamo in difesa senza Acerbi e Pavard, siamo a difficoltà a ruotare, ma il Bissek ha fatto un ottimo primo tempo, Darmian è entrato e ha giocato il terzo con molta intelligenza, cosa che lo contraddistingue sempre. Poi il ritorno in gruppo. Sono orgoglioso di quello che i miei giocatori mettono in campo perché è pazzesco. Lo dimostrano ogni giorno. È un grande gruppo. Tutti meritano di giocare, ma io devo fare delle scelte. Dal 20 settembre, quando abbiamo perso la classica, c'erano persone che non vedevano l'ora che scattassimo, ma ho alcuni ragazzi che non ascoltano molto e guidano e basta. Qual è la tua opinione? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.